Ci preoccupiamo delle morti causate dal Covid e dalle altre malattie, ma non ci preoccupiamo dei morti sulla strada. Secondo l'Istat, gli incidenti sono la prima causa di morte nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Sono le dichiarazioni e i dati che hanno anticipato la conferenza stampa di questa mattina, che ha riunito sullo stesso tavolo ULSS 2, ULSS 4, Regione Veneto, associazioni, conferenza dei sindaci delle rispettive aziende sanitarie per la firma di un protocollo d'intesa per la riduzione del rischio di incidenti stradali. Se nel 2021 sulle strade hanno perso la vita 58 persone, nella prima metà del 2022 siamo già a 39, per non parlare delle centinaia di persone rimaste lesionate a vita. Spiegare ai neopatentati quali sono i veri rischi, l'alcol, le sostanze e soprattutto l'uso del smartphone, perché purtroppo è dimostrato il 35% degli interventi di incidenti sono legati allo smartphone. Interventi destinati a neopatentati ma anche agli adulti. Noi chiediamo la patente di guida, ovviamente per un tir che pesa un tot di tonnellate, e non chiediamo una patente di guida per un monopattino che va a 25 km/h, che va al fianco del tir e può essere risucchiato dal tir. L'obiettivo dell'intesa è quello di promuovere e aumentare la consapevolezza sui rischi della strada, ma anche creare pratiche di azione condivise, sia per la prevenzione, con il lavoro nelle scuole e nelle autoscuole, sia per il dopo, il sostegno economico e psicologico alle famiglie. Ad esempio anche purtroppo l'organizzazione di un funerale con un dispendio di volontari, insomma delle situazioni che non siamo abituati fortunatamente a gestire. L'importante è adesso creare un coordinamento per arrivare nei prossimi casi, che purtroppo ci saranno perché gli incidenti sono all'ordine del giorno, in maniera preparata e soprattutto condivisa. Sicuramente nel caso della nostra conferenza di sindaci ci sarà cittadinanza attiva, con cui lavoriamo già assieme, con un gruppo di lavoro composto appunto da soggetti che vanno a rientrare a diverse aree: salute mentale, disabilità e tutti gli esiti che emergono rispetto a questo. I primi incontri e tavoli di lavoro ci sono già stati, azioni già presenti sul territorio, ma che per la prima volta avranno un'unica cabina di regia, quelle a favore delle vittime ma anche dei familiari, azioni di consulenza per le associazioni ed anche per le forze dell'ordine.